Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Ho fatto una cosa orribile, ho ucciso mia figlia. Martina Patti, la mamma della piccola Elena, chiede perdono e l'accesso alla giustizia riparativa. Inchiesta frana di Niscemi, ascoltato in procura il sindaco Massimiliano Conti, sentito come persona informata sui fatti. L'inchiesta punta a ricostruire 30 anni di omissioni, ritardi e interventi mai effettuati. Armati di Kalashnikov durante la corsa clandestina di cavalli a Palagonia, vi mostriamo le immagini finite sui social, sequestrati i cavalli e denunciati i fantini. Palermo, 2 delitti in poche ore, porta al mondo della droga l'omicidio di un pregiudicato al CEP. Per l'omicidio avvenuto al villaggio Santa Rosalia non convince la versione del sedicenne che ha confessato di aver ucciso il vicino di casa. Paura a Porto Empedocle per il crollo della scala interna di una palazzina di 3 piani. Un uomo è rimasto ferito mentre una donna bloccata in casa è stata salvata dai vigili del fuoco. A Catania movida violenta e ancora armi facili. Nel fine settimana una lite in una discoteca è finita con un ferito. Né sconti né giochetti per Mondello. A Palermo gli ambientalisti chiedono una spiaggia libera e sostenibile. Calcio, rientro in sede per il Catania da mercoledì. I rossazzurri riprenderanno gli allenamenti in vista dell'esordio nei play-off. Giovedì pomeriggio l'amichevole con il Santa Venedì. Bentrovati. La mamma della piccola Elena, Martina Patti, condannata a 30 anni per omicidio, ha chiesto perdono per l'uccisione della figlia. Ho fatto una cosa orribile, ha detto ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Catania e ha chiesto la giustizia riparativa. Sentiamo. Ho fatto qualcosa di orribile, ho ucciso mia figlia. Con queste parole Martina Patti, collegata in videoconferenza dal carcere, ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello di Catania di poter accedere ad un percorso di giustizia riparativa. La 26enne è stata condannata il 12 luglio del 2024 a 30 anni di reclusione per l'omicidio della figlia Elena, la bambina di quasi 5 anni, uccisa nel giugno del 2022 a Mascalucia, nel Catanese. Dopo il delitto, la donna aveva nascosto il corpo in un campo vicino casa, fingendo poi un rapimento all'uscita dall'asilo. Martina Patti ha spiegato che la consapevolezza della gravità del gesto sarebbe maturata durante il percorso psicologico intrapreso in carcere. Solo adesso realizzo davvero quello che ho fatto, avrebbe riferito ai giudici, chiedendo perdono per la morte della figlia. L'accesso alla giustizia riparativa ha però trovato la netta opposizione della Procura Generale e dal legale del padre e dei nonni paterni della piccola Elena, costituiti parte civile nel processo. Martina Patti è imputata per omicidio premeditato, aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. La Corte si è riservata di decidere sulla richiesta della donna e renderà nota la propria scelta nell'udienza fissata per il 7 luglio. Prosegue l'inchiesta della Procura di Gela sul disastro che ha colpito Niscemi lo scorso gennaio. Il sindaco Massimiliano Conti, sentito per oltre 9 ore come persona informata sui fatti, è arrivato in procura con un ampio dossier di documenti. 13 in tutto gli indagati, tra cui 4 ex presidenti della regione siciliana. GR Italia. Sono ripartiti ieri gli interrogatori del pool frana della Procura di Gela che indaga sullo smottamento del 25 gennaio a Niscemi, un'inchiesta complessa che punta ora a ricostruire quasi 30 anni di omissioni, ritardi e interventi di consolidamento mai completati o rimasti solo sulla carta. Per oltre 9 ore negli uffici della Procura è stato ascoltato il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, sentito come persona informata sui fatti. Il primo cittadino si è presentato all'audizione in mattinata con un grosso faldone pieno di documenti, atti amministrativi, carte tecniche e relazioni raccolte dagli uffici comunali, utili a ricostruire la storia degli interventi sull'area interessata dal dissesto. L'interrogatorio fiume, condotto dal procuratore capo Salvatore Vella e dai magistrati del pool che coordinano l'indagine per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, si è concluso poco prima delle 20. Nel registro degli indagati risultano al momento 13 persone, tra cui 4 ex presidenti della regione siciliana, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e l'attuale governatore Renato Schifani, oltre a dirigenti e tecnici della Protezione Civile regionale. Il fulcro dell'inchiesta riguarda le opere di consolidamento mai portate a termine dopo il primo grande movimento franoso del 97. Secondo gli investigatori, nonostante fondi stanziati e segnalazioni tecniche sulla fragilità del versante, gli interventi sarebbero rimasti incompleti o mai avviati. Nel mirino anche le autorizzazioni edilizie rilasciate nel tempo in aree classificate a rischio e i possibili mancati sgomberi preventivi. La Procura prosegue così la ricostruzione di una vicenda che attraversa quasi 3 decenni di amministrazioni e competenze diverse, un lavoro che potrebbe allargarsi ulteriormente nelle prossime settimane mentre l'inchiesta entra in una fase sempre più delicata. Adesso vi mostriamo le immagini di una corsa clandestina di cavalli avvenuta a Palagonia. Le immagini sono finite anche sui social e si vedono anche uomini armati di Kalashnikov che seguono la corsa. Desiree Ferlito.
Kalashnikov in bella mostra, pistole impugnate e spari esplosi in aria. Il tutto ripreso da telefoni cellulari come se fosse normale. Non siamo in un teatro di guerra, ma nelle strade di Palagonia, nel Catanese, dove ancora una volta la zoomafia alza il tiro e sfida apertamente lo Stato. La polizia, dopo la diffusione dei video diventati virali sul web, ha denunciato 2 catanesi di 40 e 45 anni per aver partecipato alla competizione clandestina. I cavalli privi di alcuna identificazione sono stati rintracciati nel quartiere San Cristoforo e affidati a una ditta specializzata che se ne prenderà cura. Nei video scene surreali, cavalli spinti a correre sull'asfalto mentre dietro si muove una vera e propria scorta di moto e quad. In sella uomini armati di pistole e armi da guerra, esibiti senza alcun timore. Una scena inquietante che secondo gli investigatori racconta non solo il fenomeno delle scommesse clandestine, ma soprattutto la volontà della criminalità organizzata di ostentare forza e controllo sul territorio. Gli investigatori stanno analizzando frame dopo frame i video circolati sul web per identificare tutti i partecipanti armati e gli spettatori presenti. E c'è un dettaglio che colpisce gli inquirenti. La corsa si sarebbe svolta di venerdì all'alba, circostanza insolita rispetto alle tradizionali gare clandestine domenicali. Un possibile tentativo di eludere i controlli delle forze dell'ordine? Un fenomeno che continua a ripetersi nonostante blitz, sequestri e arresti. Immagini che raccontano una criminalità sfrontata che si sente ancora abbastanza forte da sparare, mostrarsi e dominare il territorio impugnando un mitra in pieno giorno. A Palermo procedono le indagini sull'omicidio di un pregiudicato al CEP ucciso con 5 colpi di pistola sul volto. Forse la vittima aveva un appuntamento con l'assassino. Marco Gullà. Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri gli interrogatori di parenti e amici di Placido Peppe Barrile, l'uomo ucciso sabato sera nel quartiere CEP con diversi colpi di pistola al volto. Il corpo era dentro la sua auto, una Smart parcheggiata in via Paladini, rione CEP, periferia ovest di Palermo. Gli inquirenti puntano su diverse piste, forse Barrile aveva un appuntamento con il suo assassino per un chiarimento, magari relativo a un debito di droga, o forse la discussione è poi degenerata fino a sfociare nella tragedia. Ad indagare sono i carabinieri del nucleo investigativo, intanto i militari della scientifica hanno proseguito gli accertamenti sull'auto della vittima alla ricerca di tracce dell'assassino. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero rivelarsi fondamentali a ricostruire il film dell'omicidio, un movente che potrebbe essere lo stesso della sparatoria avvenuta in questi giorni prima in via Don Minzoni e poi in via Montalbo, dove sono rimasti feriti Danilo Dignoti, il bersaglio dei killer, e una donna per errore. Potrebbe esserci un filo rosso con le ultime sparatorie che tanta paura stanno destando in città. E sempre a Palermo ci sono un buco di 12 ore e tante incongruenze dietro la versione del sedicenne che ha confessato di aver ucciso il suo vicino di casa. Lui dice per difendersi da un'aggressione a sfondo sessuale. Manlio Viola. Si indaga a tutto campo intorno all'omicidio di Pietro De Luca, l'infermiere di 69 anni trovato con la testa fracassata nel suo casolare di via Buonpensiero al villaggio Santa Rosalia di Palermo. Il giudice per le indagini preliminari non ha ancora convocato l'udienza di convalida del fermo del ragazzino di 16 anni, reo confesso del delitto. La storia raccontata dal minore, che si trova ristretto al Malaspina, non convince gli inquirenti e il magistrato vuole a sua disposizione più elementi possibili prima di ascoltarlo. Il reo confesso sostiene ancora di essersi difeso da un'aggressione sessuale da parte del vicino di casa e di aver reagito d'impeto, ma gli inquirenti indagano anche in altre direzioni, compresa l'eventualità di una rapina finita male. Il minorenne, secondo gli investigatori, aveva portato con sé il tubo usato per il delitto, non lo ha trovato sul posto. Inoltre c'è sempre un buco di 12 ore fra la mattina di venerdì e la mezzanotte successiva, quando il ragazzo si è presentato in questura. Da chiarire gli SMS inviati dal telefono della vittima alla moglie dopo la morte e i reali rapporti fra la famiglia dell'assassino e quella della vittima, che hanno terreni confinanti sulle sponde del fiume Oreto, in quell'area urbana ma semirurale dove si è consumato il delitto. Armi esibite a Catania come a Palermo, dove si spara, come abbiamo sentito, con i Kalashnikov contro i locali, mentre si sta indagando su 2 delitti avvenuti in poche ore di cui vi abbiamo appena parlato. Scende in campo la politica e le commissioni antimafia nazionale e regionale. Sentiamo.
Palermo rischia di ricadere nel clima degli anni 80 e 90, un clima di intimidazione e di controllo da parte della criminalità. Le ultime sventagliate di Mitra allo Zen, l'omicidio del CEP che sembra un'esecuzione, ma anche gli episodi che appaiono minori come il mercatino saltato per consentire il funerale su richiesta della famiglia ma senza passare dalle autorizzazioni comunali, parlano di un controllo del territorio che rischia di sfuggire di mano allo Stato. Palermo è fuori controllo, tantissimi gli episodi di violenza ed una scia di sangue interminabile. Questa città non può permettersi un ritorno al passato vergognoso. Non è più il tempo dell'attesa, è il tempo della responsabilità e dell'azione. I cittadini hanno bisogno di sentire la presenza dello Stato. Al prefetto è stato chiesto uno sforzo ulteriore di presenza proprio sul territorio, ma occorre anche contrastare il degrado sociale. È chiaro che tutto questo deve vederci assolutamente presenti e attenti, e lo faremo anche come Commissione Antimafia, cosa quale io rappresento insieme anche al Presidente Colosimo, perché sul contrasto alla criminalità, sul contrasto alla mafia non ci possono essere sconti per nessuno. Nel frattempo continuano le indagini e compare un filo rosso che sembra collegare fra loro molti degli episodi degli ultimi 6 o 7 mesi, da Sferracavallo a Tommaso Natale, dall'Acquasanta allo Zen. Paura a Porto Empedocle per il crollo della scala interna di una palazzina di 3 piani. Un uomo è rimasto ferito, una donna invece bloccata in casa è stata salvata dai vigili del fuoco. I tecnici comunali parlano di grave rischio per la stabilità dell'intero stabile. Davide Sarto. Attimi di paura a Porto Empedocle per il crollo della scala interna di una palazzina di 3 piani nel centro storico della città. L'edificio, abitato da diverse famiglie, si trova nella zona di piazza Vittorio Veneto. Un uomo, che in quel momento si trovava sui gradini, è rimasto ferito durante il cedimento. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Una donna, rimasta bloccata nel suo appartamento, è stata invece soccorsa e portata fuori dai vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul posto. Secondo quanto emerso, il palazzo negli anni avrebbe già mostrato segni di cedimento e problemi strutturali. Il crollo della scala avrebbe provocato momenti di forte tensione tra i residenti e i vicini della zona, scesi in strada subito dopo il boato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici comunali per effettuare i controlli e mettere in sicurezza l'area. Dai sopralluoghi sarebbero emerse gravi lesioni e diversi segni di dissesto strutturale, tali da far temere un possibile collasso dell'intero stabile. Per questo il sindaco di Porto Empedocle, Angelo Martello, ha firmato un'ordinanza urgente disponendo la chiusura dell'area ed il divieto di transito attorno all'edificio per tutelare la pubblica incolumità. Una tragedia ha colpito la comunità carmelitana di San Giovanni La Punta. Nel mare di Vaccariccio è annegata Suor Nadir, la stiamo vedendo in questa foto, nel tentativo di mettere in salvo alcune consorelle che erano in riva e sono state travolte da un'onda anomala. Le sorelle stavano trascorrendo una giornata di riposo e condivisione in spiaggia, entrate in acqua nella parte bassa, sono state improvvisamente trascinate dalle forti onde senza più riuscire a rientrare in riva. Suor Nadir ha messo in salvo una consorella ma poi ha perso le forze e i sensi ed è annegata. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni La Punta. Un medico di 49 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo essere precipitato al 4º piano della sua abitazione. La dinamica dell'episodio è ancora in corso di accertamento. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Movida violenta e ancora armi facili a Catania, dove nel weekend una lite in una discoteca è finita con un ferito. Luca Ciliberti. Bottiglie rotte, vetrate in frantumi, qualche pezzo di nastro della polizia che delimitava la scena del crimine. Fortunatamente non c'è scappato il morto, ma la rissa in via Zolfatai a Catania, culminata con un ferito a colpi di pistola, racconta dell'ennesimo fine settimana di pericoli e degrado nella movida del centro storico. I fatti: nelle prime ore della mattinata di domenica, all'uscita da un locale di musica sudamericana, 2 gruppi di giovani, per motivi ancora da accertare, si fronteggiano. Botte, spintoni e urla. In preda ai fumi dell'alcol, la lite degenera. Qualcuno esce una pistola e spara. Un proiettile raggiunge alla gamba un ragazzo tunisino di 28 anni. Tutti si dileguano. Arrivano i soccorsi allertati da una volante della polizia giunta immediatamente sul posto. Il ferito viene trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino e non è in pericolo di vita. Degli altri nessuna traccia.
Gli agenti della squadra mobile stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e i contorni di una vicenda ancora poco chiara, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto. La stessa zona è stata teatro di un'altra aggressione ai danni di una ragazza all'interno di una discoteca. La vittima ha riportato la frattura del setto nasale. Tra armi e alcol, la movida della zona della stazione di Catania è diventata un'osservata speciale. A Caltanissetta torna al centro del dibattito il caso del Parco Dubini, chiuso ormai da mesi. Cittadini e associazioni si sono ritrovati davanti ai cancelli dell'area verde per chiedere la riapertura del parco. Rita Cinardi. Cancelli chiusi, erba che continua a crescere e centinaia di cittadini rimasti fuori da quello che per anni è stato uno dei luoghi più vissuti della città. Questa mattina Caltanissetta è tornata a chiedere a gran voce la riapertura del Parco Dubini, chiuso ormai dall'inizio dell'anno. In un primo momento lo stop era stato disposto a causa dell'allerta meteo, ma superata l'emergenza i cancelli non sono stati più riaperti. Nei mesi scorsi il direttore generale dell'ASP, proprietaria dell'area, aveva spiegato che dopo il trasferimento della centrale del 118 all'interno del parco non si svolgono più attività sanitarie e che sarebbero necessari interventi di manutenzione per renderlo nuovamente fruibile, interventi che l'azienda sanitaria non riuscirebbe a sostenere per mancanza di fondi. Il Comune già sta facendo questo, darà il proprio contributo se c'è la regia dell'ASP. L'ASP deve tendere la mano e sono certo che lo farà, perché comprende la valenza di questo parco. Il Parco Dubini non è una spesa, è un investimento e noi vogliamo dare il nostro contributo. Il parco prima della chiusura era frequentato quotidianamente da sportivi, famiglie, anziani e persone con disabilità. Nell'area si svolgevano anche attività educative e ludiche promosse da Legambiente con bambini e scuole. Caltanissetta va perdendo pezzi uno dopo l'altro. Il Parco Dubini è un chiaro esempio. Non esistono luoghi a Caltanissetta dove le generazioni, le nuove generazioni, le persone più anziane, i pensionati, i ragazzi, tutti e tutte possano riunirsi e ritrovarsi. Un'idea di passare il tempo libero in mezzo alla natura. Il Parco Dubini è un bene importantissimo, molto frequentato in questi anni, un luogo di scambio intergenerazionale che viene privato ai cittadini e alle cittadine. Agenti di polizia del commissariato San Lorenzo hanno trovato e sequestrato le 100 piante di marijuana e circa 3 kg della stessa droga essiccata in una villa a Villa Grazia di Carini, in uso a un 19enne che è stato arrestato per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Adesso sempre a Palermo, Mondello libera e sostenibile, chiedono gli ambientalisti che hanno manifestato in spiaggia. Marco Gulla. Mondello Libera, Legambiente Sicilia, Libera e WWF sostengono il cambio di rotta avviato per la gestione della spiaggia palermitana e questa mattina, a 3 giorni dall'udienza del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla revoca della concessione all'italo-belga, hanno tenuto un sit-in davanti il Lido di Valdesi. Noi rivendichiamo insieme alle altre associazioni innanzitutto la gestione del demanio marittimo, trasparenza e legalità e sostenibilità ambientale sono le variabili su cui non consentiamo sconti né giochetti. Per questo appunto siamo convinti che anche la spiaggia di Mondello debba cessare questo monopolio che ormai dura da più di 100 anni. Legalità ma anche rispetto dell'ambiente e del litorale. Mondello libera, sostenibile e legale. Non è accettabile il fatto che questo tratto di costa, che è la costa dei Palermitani, debba essere inibita all'accesso e soprattutto che ci siano delle pratiche legali e di libero accesso, garantendo la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per il WWF le cabine e le stagionate rappresentavano un danno ambientale. A Mondello storicamente, in questi anni ancora di più, si depositano le uova, le tartarughe caretta che sono tartarughe protette, dove depositano le uova e noi abbiamo documenti storici, documenti reali, dove la tartaruga è stata costretta a deporre le uova perché c'era al di qua nello spazio che non è usuale per loro, ma perché trovavano la stagionata e non potevano andare avanti. Adesso una breve pausa, tra poco. A Catania scuole, parrocchie, enti locali e terzo settore hanno stipulato un patto educativo per San Cristoforo. Tonina De Mana.
Una firma dietro l'altra, scuola, parrocchie, enti locali e terzo settore che fanno rete con l'unico obiettivo di preservare la legalità a San Cristoforo, uno dei quartieri difficili di Catania. Un'alleanza educativa, un patto di comunità che mette al centro i problemi comuni come le famiglie in stato di povertà, la dispersione scolastica e lo spaccio di droga. È una piaga quello dello spaccio anche da parte di bambini o ragazzini qui a San Cristoforo, e allora cosa fare? E allora sicuramente valorizzare attraverso questa rete sinergica, ecco, le varie realtà, essere presenti e saper ascoltare in modo particolare le realtà delle famiglie e dei giovani. Togliere un bambino dalla strada quanto è importante per voi? Togliere un bambino dalla strada significa recuperarlo e soprattutto attenzionare i bisogni. Gli fa eco il sociologo Carlo Colloca, uno degli ideatori del patto educativo. Occorre fare rete e infatti ci sono altre realtà anche nel quartiere, ma l'appello che è stato fatto da quando questo cammino è iniziato più di un anno fa è che, secondo uno spirito di sussidiarietà, ci sia un dialogo, una disponibilità da parte dell'ente locale. Assenti i vertici della prima municipalità. E adesso andiamo al Teatro Garibaldi di Modica per un particolare spettacolo. Sentiamo Veronica Barbarino. Il grande repertorio sinfonico russo trasforma il Teatro Garibaldi di Modica in un palcoscenico di respiro internazionale. L'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, guidata dal direttore Giuseppe Grazioli, con la partecipazione del giovane pluripremiato pianista Dmitry Iskanov, ha portato in scena capricci, variazioni e suite. Un trionfo di colori orchestrali, virtuosismo e forza evocativa. Un viaggio tra brillanti note che con equilibrio, potenza sonora e grande sensibilità confermano il teatro come luogo d'incontro tra eccellenze internazionali e territorio. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Catania. Eccoci al calcio, rientro in sede per il Catania, sentiamo le ultime novità con Marco Carli. Ultimo allenamento a Veronello e poi la partenza per Catania. La squadra di Toscano archivia il ritiro in Veneto con buone sensazioni per il lavoro svolto e per il recupero di infortunati acciaccati. L'ulteriore dimostrazione si è avuta dal test in famiglia, in cui anche Donnarumma, Miceli e Casasola hanno accumulato un buon minutaggio. Su di loro si concentrerà lo sguardo di staff tecnico e fisioterapico nella settimana di lavoro a Catania, che riprenderà mercoledì e comprende l'amichevole di giovedì pomeriggio alle 17 con il Santa Venerina. Casasola sembrava potesse tornare in campo per la gara di ritorno del 20 maggio, ma se i responsi fossero positivi potrebbe anche rientrare fra i convocati già per la prima dei playoff. Ovviamente si aspettano i primi allenamenti in sede per sciogliere gli ultimi dubbi. Intanto Toscano si gode in attacco il ritorno di Rolfini, per esempio, oppure i gol in ritiro di Forte, Caturano, Cicerelli e dello stesso ex Vicenza. Buon viatico per i playoff. A proposito, questi risultati dell'andata del primo turno della fase nazionale, responsi dal campo che per la qualificazione favoriscono il Potenza, dominante a Campobasso, 0-3 il finale, e il Renate che con un 2-0 esterno ha smorzato gli entusiasmi del Casarano, ma anche la Salernitana vittoriosa a Caserta 3-2, pari fra Pianese e Lecco e fra Cittadella e Ravenna. Dovesse passare quest'ultimo sarebbe testa di serie a seguire la Salernitana e subito dopo il Renate, dato importante perché la migliore delle qualificate non potrà incrociare il Catania. Il ritorno del primo turno si terrà il 13 maggio. Chi gioca in casa questa partita, cioè le teste di serie, passa il turno anche con un risultato complessivo di parità nella doppia sfida. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona giornata.